Rieccoci nuovamente in diretta, quest'oggi un tema molto interessante, staremo insieme fino alle 14:30 e parliamo di cardiologia riabilitativa. Lo faremo in compagnia dei miei ospiti che vi presento subito. In studio con me c'è il professor Paolo Pauletto, presidente del Consiglio di amministrazione di Oras, ben trovato. Oras è l'ospedale riabilitativo di alta specializzazione di Motta di Livenza, un centro di eccellenza di cui parleremo quest'oggi, e do il benvenuto anche al dottor Francesco Antonini Canterin, direttore dell'area cardiopolmonare e internistica di Oras. Ben trovato. Grazie. Eccoci. Allora, parto da lei, professor Pauletto, perché l'ospedale riabilitativo di alta specializzazione di Motta di Livenza è un punto di riferimento molto importante per la riabilitazione di pazienti complessi. Quest'oggi parliamo di riabilitazione cardiologica e quindi per coloro che hanno avuto un infarto, hanno subito un intervento al cuore, è un aspetto molto importante perché permette di riavere, ripristinare le proprie al meglio, insomma, in modo ottimale le proprie funzioni psicofisiche. E quindi Oras è più di un semplice ospedale. Sì, è più di un semplice ospedale e lo dico perché le attività di Oras si contraddistinguono sostanzialmente per due motivi. Primo, fa una riabilitazione di alto livello, non a caso si chiama ospedale di alta specializzazione, e poi perché riabilita non solo i pazienti cardiopatici, di cui ci parlerà il dottor Canterin, ma anche i pazienti neurologici come ad esempio i mielolesi o pazienti che vanno incontro, persone che vanno incontro a una grave cerebrolesione. Ad esempio un giovane che abbia un'emorragia cerebrale, perché questo capita anche nei giovani, non solo negli anziani. Certo. E questa è la tipologia del paziente neurologico che noi andiamo a riabilitare usualmente, cioè casi importanti, casi gravi che spesso coinvolgono persone giovani con avanti a sé una vita, una famiglia, spesso con figli piccoli, e quindi l'ospedale si caratterizza per l'alto livello delle prestazioni e per dare prestazioni in tre campi distinti, che sono il campo neurologico, quello cardiologico e quello pneumologico. Ospedali che agiscano su questi tre piani ad alto livello, in Italia ce ne sono altri tre. Quindi parliamo di 4 ospedali a livello nazionale. E Oras si pone quindi in una categoria molto ristretta di prestazioni specialistiche ed è l'ospedale riabilitativo regionale, in buona sostanza. Ricordo che Oras è una società per azioni a proprietà interamente pubblica, avendo il 98% circa del capitale come azionista di riferimento l'ULSS 2 di Treviso, e il restante il comune di Motta di Livenza. Quindi fa parte a pieno titolo della sanità pubblica di cui è riferimento, come anche in parte per la sanità privata, ma soprattutto per la parte di sanità pubblica. Oras di volta in volta nella sua storia, presto festeggeremo il ventennale, ha assolto vari compiti oltre a quello riabilitativo. Per esempio si è fatta carico dell'ospedale di Cortina d'Ampezzo, che poi è stato rivenduto a privati quando ce ne fu bisogno un paio d'anni or sono. Oggi come oggi svolge un ruolo molto importante nella gestione delle liste di attesa dell'ULSS 2, perché ha un'attività ambulatoriale di day hospital molto importante. Quindi è un ospedale che ha molte capacità, come si usa dire oggi col termine inglese, molti skills,
e li fa valere su più campi, e questa è una peculiarità. E vengono da tutta Italia, insomma, per curarsi, perché qui si possono trovare davvero dei percorsi diversi, specialistici a seconda della patologia, e insomma un team di professionisti davvero con grande esperienza. Lei ha nominato l'ULSS 2 e a tal proposito ho il piacere, insomma, di avere in collegamento Skype con noi, che insomma è riuscito a collegarsi tra un intervento e l'altro, il dottor Giuseppe Minniti, direttore dell'unità operativa complessa di cardiochirurgia all'ULSS 2 Marca Trevigiana. Buongiorno dottore. Buongiorno a lei, Alice, buongiorno a tutti. Grazie per essersi collegato con noi, come dicevamo, tra un intervento e l'altro. Ecco, poi andremo nel dettaglio a parlare di riabilitazione cardiologica. Che rapporto c'è però, le chiedo, tra la riabilitazione e la cardiochirurgia, e quindi come si è evoluto poi anche nel corso del tempo per specializzarsi sempre di più e offrire ai pazienti sempre di più un servizio importante e puntuale? Grazie per la domanda. Questa è una domanda molto importante perché mi consente di ricapitolare un po' la storia del rapporto tra la cardiochirurgia di Treviso e la riabilitazione di Motta di Livenza. Questo rapporto inizia nei primi anni 2000 e si sviluppa nel tempo. Inizia da un'intuizione molto molto importante per la quale i pazienti dopo l'intervento cardiochirurgico, invece di essere trasferiti a domicilio, potevano essere riabilitati in un centro specializzato e quindi fare in modo che il loro ritorno a casa fosse un ritorno caratterizzato da un'autonomia assolutamente completa, laddove una volta mandavamo i pazienti a casa magari in 10ª giornata e questi pazienti riacquisivano un'autonomia completa con una maggior lentezza. Questo rapporto poi con l'Oras di Motta di Livenza si è sviluppato in maniera tale che anche noi cardiochirurghi della cardiochirurgia di Treviso 2 volte alla settimana andiamo a Motta di Livenza per verificare che i pazienti appena trasferiti dalla cardiochirurgia di Treviso non abbiano problemi, e quindi nel caso si interviene appunto a Motta di Livenza e si valuta che tutto il percorso sia un percorso caratterizzato da che sia ottimale appunto per il paziente. Quindi ci ha consentito l'Oras di Motta di Livenza una presa in carico a 360 gradi del paziente. Bisogna considerare che l'azienda ULSS 2 con la cardiochirurgia di Treviso è una delle poche aziende, direi, in Italia che ha una filiera chiusa per quanto riguarda il percorso del paziente cardiochirurgico, vale a dire il paziente viene preso in carico dalla diagnosi all'intervento chirurgico a poi la riabilitazione. Questo è un vantaggio enorme, anche perché noi possiamo contare a Motta di Livenza in un team veramente eccezionale costituito da cardiologi con cui abbiamo rapporti quotidiani, i riabilitatori, i fisioterapisti e gli infermieri, che sono una parte importantissima della gestione del paziente. È una sinergia, è un rapporto continuo quello quindi con insomma, il team dell'Oras e con il dottor Antonini Canterin, no? Esattamente. Prego, È una sinergia che abbiamo sviluppato appunto negli anni, che si è consolidata in particolar modo all'epoca del Covid, dove la riabilitazione di Motta di Livenza ha svolto un ruolo fondamentale per consentirci di mantenere volumi e di mantenere la qualità anche la qualità dell'erogazione della nostra prestazione. Quindi diciamo che questo rapporto che si è sviluppato negli ultimi 20 anni, direi che in questa fase, in questo momento, ha raggiunto veramente un suo apice e ci consente di trattare pazienti che sono sempre più complessi, con patologie sempre più complesse. Lei prima accennava al fatto che sono appena uscito di sala. Ho trattato una paziente molto giovane che era stata operata 25 anni fa per un intervento piuttosto complesso. Adesso la paziente è stata rioperata, adesso ha circa 50 anni,
e non appena finito il percorso qui a Treviso verrà trasferito a Motta di Livenza affinché possa avere quel recupero dell'autonomia funzionale che le consente di tornare il più rapidamente possibile ad una vita normale. Quindi direi ORAS, centro di eccellenza, insieme a ovviamente tutto il percorso riabilitativo che viene anche iniziato qui a Treviso e che viene poi completato in modo ottimale a Motta di Livenza. Grazie dottor Giuseppe Minniti, direttore dell'unità operativa complessa di cardiochirurgia all'ULSS 2 Marca Trevigiana. Grazie dottore, grazie di aver trovato il tempo insomma, per darci il suo contributo. Grazie e buona giornata. Grazie a voi. Ecco, dottor Antonini Canterin, dicevamo è una sinergia continua, è un percorso continuo e insomma uno scambio anche costante. Sì, il dottor Minniti ha introdotto il tema con grande efficacia dal suo punto di vista. Io mi ricollego a quello che diceva lui e dicevo che vi vorrei sottolineare ancora alcuni aspetti. Questo lui l'ha chiamata filiera in termine moderno, io lo chiamerei anche modello Treviso, che infatti è preso proprio ad esempio anche a livello nazionale come modello di percorso ottimale del paziente che, a cui viene fatta una diagnosi, poi si opera in cardiochirurgia e poi viene in riabilitazione. E questo è virtuoso da molti punti di vista. Giustamente il dottor Minniti diceva per esempio che una volta si mandava a casa in 10ª giornata il paziente a casa si trovava spesso a disagio perché aveva ancora le ferite non completamente riassorbite, perché aveva ancora un certo grado di debolezza, di astenia, uno paziente anziano faceva fatica a muoversi, tutta una serie di problematiche. Ma questo è solo un aspetto del problema, noi riusciamo a curarlo meglio, a metterlo in piedi meglio, eccetera, ma addirittura aiutiamo anche la fase acuta indirettamente perché a noi i pazienti ce li mandano in 4ª, 5ª giornata, ancora molto instabili, e questo ci permette di iniziare subito il lavoro riabilitativo rendendolo più efficace, ma non solo, rende molto più efficiente la macchina di Treviso, perché potendo liberare i posti del reparto e quindi la terapia intensiva in maniera più rapida riesce ad avere un turnover di pazienti molto più rapido e operare molte più persone riducendo le liste d'attesa, cose che in altre regioni meno fortunate, io per esempio vengo dal Friuli dove non esiste una realtà uguale a questa qui di Motta di Livenza, c'era ancora un vecchio modello di tenere i pazienti magari 10-12 giorni in ospedale e chiaramente la cardiochirurgia risulta molto più ingolfata, intasata, certo. Per questo è un aspetto anche proprio di sinergia in cui non solo il paziente ne ha un beneficio diretto, ma anche tutto il sistema, l'economicità del sistema ne ha un beneficio concreto e molto, molto sensibile. E quali sono dunque gli obiettivi della riabilitazione cardiologica? Qual è lo scopo? Allora, lo scopo in generale, come scrivono anche i testi, diciamo, che si studiano all'università della riabilitazione cardiologica, ma anche in generale, è quello di riportare il paziente a un grado di autonomia, di salute, di inserimento nel suo contesto lavorativo, familiare, uguale a quello che aveva prima di ammalarsi. In cardiologia questo noi siamo ancora più ambiziosi, molto spesso noi vogliamo portarlo a una situazione migliore di quella che aveva prima di operarsi, perché probabilmente questo era un paziente che cominciava ad avere già problemi da tanto tempo, aveva magari uno stile di vita non ideale, aveva già iniziato, prima di arrivare al culmine, non so, dell'intervento cardiochirurgico o di un evento acuto come può essere l'infarto miocardico, magari aveva un'attività fisica molto, molto ridotta, molto sedentario, oltre a avere magari abitudini non sane come il fumo altre, o alimentari molto sbagliate, eccetera. Per cui noi non solo con l'atto di aggiustare tecnicamente le magagne che questo cuore aveva, cosa che fanno molto bene i colleghi di Giuseppe Minniti, certo, e i colleghi di Treviso, eccetera, ma c'è tutto un lavoro di miglioramento della cura farmacologica, dello stile di vita, dell'attività fisica, dell'alimentazione, l'aspetto psicologico, magari entriamo più in dettaglio,
che fa sì che spesso il paziente stia addirittura meglio rispetto a quello che era magari 2 o 3 anni prima ancora di sospettare che si sarebbe potuto ammalare. Per cui è doppiamente virtuoso il percorso, ecco, perché è una cura sia diciamo tecnica della lesione organica, magari che ha quel cuore, ma anche più completa e articolata, che coinvolge un po' tutti gli aspetti della vita relazionale, della vita quotidiana. Che tipologia di pazienti afferiscono all'ORAS di Motta di Livenza? Prima dicevo, insomma, chi ha avuto un infarto, chi ha subito un intervento chirurgico al cuore, cos'altro poi? Allora, sì. Diciamo i 2 grandi contenitori sono la cardiopatia ischemica, diciamo non tutti i pazienti che hanno avuto un infarto hanno necessità di un percorso di ricovero a Motta di Livenza, a parte perché non sarebbe sostenibile, perché la numerosità di questi soggetti non renderebbe praticabile su larghissima scala la cosa, ma soprattutto possono anche non averne bisogno. Oggi un infarto acuto curato efficacemente in emodinamica con uno stent messo precocemente, dopo pochi giorni non ha bisogno di un ricovero prolungato, può andare a casa. Questi pazienti per esempio possono invece giovarsi di un secondo pacchetto di cure e trattamenti che noi offriamo, che è la gestione in day hospital di questi pazienti, per cui questi li rivediamo e abbiamo anche un sistema di navette per andarli a prendere a Treviso, nei vari comuni dell'USL. Una serie di servizi, insomma, per agevolare l'accesso. Diciamo, alcuni di questi pazienti è personalizzato, possono avere necessità di un trattamento più soft che è parimenti efficace. Sarebbe negativo per un paziente che sta già bene dover stare altri 15 giorni in ospedale, per cui arrivano pazienti che o dopo un intervento cardiochirurgico hanno tutta una serie proprio di necessità di essere proprio anche riabilitati dal punto di vista fisico, perché hanno delle ferite stese nel torace, perché sono stati allettati a lungo, hanno perso la massa muscolare, sono pazienti anziani. Questi hanno bisogno proprio anche di una fase proprio precoce di intervento fisioterapico e non solo, di stabilizzazione clinica e quant'altro. E per cui le grosse tipologie sono appunto l'infarto miocardico e la sindrome coronarica acuta, solo alcuni di questi, e gli interventi cardiochirurgici. Aggiungerei anche un altro grosso calderone di pazienti. In alcuni di questi casi noi siamo in grado di fornire un servizio efficace, sono lo scompenso cardiaco, pazienti che hanno avuto vari eventi negli anni precedenti e sono pazienti cronici in situazioni di particolari riacutizzazioni. Anche la riabilitazione, l'esercizio fisico e tutta una serie di trattamenti, cose che noi forniamo a Motta di Livenza, in casi selezionati possono essere appropriati e dare un grande beneficio alla gestione di questi soggetti. Ecco, sì. Professor Pauletto, quanti pazienti ogni anno arrivano a voi? Abbiamo detto che c'è la possibilità di posti letto per il ricovero, ma anche di percorsi in day hospital. Certo. Noi naturalmente oggi parliamo di riabilitazione cardiologica, ma sappiamo che c'è anche la riabilitazione pneumologica, la riabilitazione muscoloscheletrica, quella per le mielolesioni di cui abbiamo parlato. Qual è la capacità, insomma, di accogliere pazienti? Beh, la capacità è una capacità che va tarata sul tipo di attività che viene svolta. I posti letto sono circa 150 e il numero di pazienti che si avvicendano in questi 150 posti letto è molto più basso di quello di un ospedale, diciamo così, normale, di un ospedale categoria A o B. Come li conosciamo tradizionalmente. Come li conosciamo tradizionalmente. E questo perché? Perché specialmente nel settore della riabilitazione neurologica i tempi sono molto lunghi. Pazienti mielolesi hanno una degenza di mesi spesso e anche i pazienti del dottor Antonini, della cardiologia e della pneumologia, talora ci sono anche pazienti trapiantati, pazienti con il VAD, che significa un impegno molto particolare. Quindi l'avvicendamento non è così elevato perché i tempi sono necessariamente lunghi, però i volumi di pazienti riabilitati sono da grande ospedale riabilitativo. Mi spiego, ogni anno noi abbiamo circa 70-80 pazienti mielolesi che vengono ammessi e dimessi.
altri 70-80 entrano e vengono dimessi sempre dalla neurologia riabilitativa, la riabilitazione neurologica, perché hanno avuto gravi cerebrolesioni acquisite. E quindi questi numeri sono in realtà numeri importanti in questo ambito. E invece il settore del dottor Antonini Canterin, con la parte pneumologica e quella di medicina, supera i 1000 pazienti l'anno. E questi sono pazienti che generalmente, pur avendo un percorso molto impegnativo, molto articolato, però hanno un percorso anche generalmente più breve, ma sempre lungo rispetto ai tempi di degenza usuale in un ospedale normale, diciamo così. 1000 pazienti all'anno che insomma sono sottoposti a riabilitazione cardiologica, ricovero. Sì, quindi in ricovero. Ma faccio qualche altro esempio, perché poi della parte cardiologica in senso stretto ne parla il dottor Antonini. Ma per esempio con il Covid noi abbiamo riabilitato più di 200 pazienti con grave pneumopatia post-Covid, perché ci sono stati pazienti che hanno avuto un residuo di malattia, dei reliquati, diciamo, molto importanti, per cui pazienti anche giovani. Uno, cito, che se ci sta ascoltando sorriderà, che giocava a calcio con me, che era un ex calciatore poi, e quindi uno giovane, un cinquantenne, che non sono io, ma che era questo paziente, che poi si è ritrovato dopo il Covid a non riuscire più a fare le scale di casa, quindi con una gravissima limitazione. E quindi anche pazienti di questo genere poi da riabilitazione pneumologica sono stati riportati a un livello di vita accettabile, se non normale addirittura. Dei pazienti cardiologici ci ha detto già qualcosa il dottor Antonini e il dottor Minniti. Poi ci sono anche i pazienti che vengono trasferiti nell'area medica, e sono un'ottantina all'anno circa. L'area medica molto piccola, una dozzina di posti letto. Però è importante perché ci sono pazienti complessi, degli ultra settantenni che non abbiano nessuna comorbidità, si aggirano intorno al 4-5%. Quindi tutti gli altri hanno altre comorbidità, per esempio sono diabetici, sono ipertesi, hanno l'asma o l'enfisema. Allora questi pazienti complessi a un certo stadio del ricovero o fin dall'inizio vengono gestiti in medicina o con gli internisti, perché gli internisti guidano il percorso di questi pazienti complessi. Viceversa, un paziente giovane che abbia avuto l'infarto e abbia avuto uno stent piazzato nelle coronarie è di esclusiva competenza della riabilitazione cardiologica e va in quell'area perché lì ha i problemi. Certo. Quanti medici e quanti specialisti invece gravitano intorno all'ospedale? Beh, i medici sono tutti specialisti i nostri, in un settore o in un altro. Siccome abbiamo una parte ambulatoriale importantissima che si sta sviluppando sempre di più, e la parte di day hospital anche svolge un lavoro molto importante nella gestione del paziente anche dopo il ricovero, e noi abbiamo bisogno di molti specialisti, e ne abbiamo specialisti di grandissima esperienza in tutti i settori, il settore cardiologico, pneumologico, internistico, reumatologico, endocrinologico. Abbiamo pressoché tutte le specialità, e recentemente abbiamo da poco aperto anche una linea aperta all'attività privata. Si chiama Horas Plus, si scrive Plus, ed è un comparto riservato a coloro che sono i paganti, anche se il grosso della nostra attività è in convenzione, perché, come dicevo all'inizio, noi siamo un ospedale che a tutti gli effetti sta nella rete pubblica, nella rete del Servizio Sanitario Nazionale. Quindi abbiamo, ripeto,
circa 150 professionisti che a vario titolo e con varie modalità lavorano all'interno dell'ospedale. Dunque un numero insomma piuttosto importante di specialisti. Tornando ai pazienti, dottor Antonini Canterin, come inizia l'iter del paziente che arriva in ORAS? Allora, se parliamo del classico percorso a cui facevamo riferimento prima della riabilitazione cardiologica, noi abbiamo detto i pazienti abbastanza precocemente. Un paziente non complicato arriva tra la quarta e la quinta giornata, pazienti con qualche problema in più arriva qualche giorno dopo. Mediamente un ricovero in cardiologia riabilitativa dura una ventina di giorni, 15-20 giorni, un paio di settimane abbondanti. Poi è chiaro che ci sono pazienti che hanno problematiche, copatologie, difficoltà aggiuntive o che hanno avuto delle particolari complicazioni nel decorso post-operatorio che possono stare molte settimane in più, ma solitamente diciamo, il percorso si esaurisce in una ventina di giorni. Poi questi pazienti vengono dimessi, una buona parte di loro vengono riagganciati per fare il secondo ciclo in day hospital, per cui il day hospital a cui facevo riferimento prima o prende dei pazienti d'amblè dalle cardiologie soprattutto che vengono dimessi e poi ritornano per rinforzare l'aspetto riabilitativo in modo diciamo ambulatoriale, anche se tecnicamente è un ricovero dei hospital, oppure questi pazienti che hanno fatto una prima fase in degenza e poi ritornano a diciamo consolidare i benefici, a fare anche un follow up diciamo di medio periodo ed eventualmente intercettare qualche piccolo problema che potesse essere insorto. Così, questo diciamo nell'aspetto riabilitativo. Poi faceva riferimento il professor Pauletto prima, in realtà la nostra è una cardiologia che offre una piastra diagnostica molto importante, dà un grosso contributo anche a tutta l'US2 di Treviso dal punto di vista della fornitura di servizi cardiologici, dalla visita cardiologica, tutta la diagnostica, l'ecocardiografia, le prove funzionali, le ecografie da stress avanzate, tutta una serie di cose per cui sono diverse, molte decine di migliaia di prestazioni annuali che facciamo, per cui una parte abbastanza consistente dello staff si occupa anche dell'erogazione di, cioè diciamo io dico è un cerchio, no? Noi facciamo la scrematura prima, troviamo i pazienti da mandare al dottor Minniti, poi lui li opera, noi li riabilitiamo e poi rientrano nel circuito, perché molti dei pazienti che opera Minniti in realtà li avevamo mandati noi, per cui è come un giro che si completa, no? Nel senso, noi facciamo una cardiologia dalla A alla Z, diciamo, l'aspetto su cui ci concentriamo di più come core business della nostra azienda è quella fase riabilitativa, però non ci dimentichiamo, siamo anche coloro che tra coloro, non siamo gli unici naturalmente, e poi siamo anche coloro che seguono i pazienti in follow-up cronici anche di lunga durata, perché poi spesso alcuni di questi malati, la maggior parte, ha bisogno comunque di controlli nel tempo futuri. È la sinergia insomma, di cui parlavamo proprio poco fa a inizio della trasmissione. Noi ci fermiamo per una brevissima pausa di pubblicità, davvero un paio di minuti, e poi torniamo a parlare di riabilitazione cardiologica insieme agli specialisti dell'ORAS di Motta di Livenza. Tra poco. Ben ritrovati in studio, ancora nuovamente in diretta insieme agli specialisti di ORAS, l'ospedale riabilitativo di alta specializzazione di Motta di Livenza, dove si fa riabilitazione cardiologica, ma non solo, ed è davvero un polo di eccellenza che vede pazienti giungere da tutta Italia. Dottor Antonini Canterin, abbiamo parlato dei pazienti, come inizia l'iter, vorrei parlare adesso del team cardio riabilitativo, un'equipe multidisciplinare composta da chi? Sì, è giustissimo, diciamo che
ormai la medicina è tutta, se vogliamo, multidisciplinare, perché le competenze devono essere divise, i saperi devono essere mescolati, e questo vale un po' per tutto. Ma il setting della cardiologia riabilitativa direi che è un modello in cui questo assunto è particolarmente vero. E da noi esistono tanti specialisti medici di varie specialità che danno un contributo, sicuramente i cardiologi in primis, come naturale, ma è molto importante avere in staff dei medici internisti che abbiano una visione del paziente più ampia per la cura ottimale anche delle diverse copatologie. Altri, poi abbiamo tutti gli specialisti, come diceva prima il professor Pauletto, in ospedale, che ci danno un supporto diretto. Dove non abbiamo delle risorse in casa, abbiamo delle preziosissime consulenze, l'infettivologo, i cardiochirurghi che ci vengono a valutare le problematiche chirurgiche da Treviso, eccetera. E poi non ci sono solo i medici, ci sono ovviamente gli infermieri che hanno un ruolo centrale, perché hanno il contatto quotidiano con il paziente, la somministrazione, la gestione di tutta la terapia, di tutte le mansioni quotidiane del paziente, i fisioterapisti naturalmente. L'aspetto del fisioterapista è centrale, perché molti di questi pazienti hanno perso completamente o parzialmente la loro autonomia, e quindi hanno bisogno proprio di un tecnico della fisioterapia che li aiuti a poter mettere in campo tutti quegli esercizi cardiorespiratori, ma se uno non si può muovere, non riesce a camminare, chiaramente non può neanche fare esercizi, per cui soprattutto i pazienti più complessi hanno proprio bisogno stretto di sedute di fisioterapia personalizzate. E poi ci sono tutta un'altra serie di figure altrettanto importanti. Noi in staff abbiamo 3 psicologi a tempo pieno. Perché l'aspetto psicologico emotivo non viene tralasciato. È fondamentale, perché in particolare l'evento, non solo cardiochirurgico, ma anche l'infarto miocardico, eccetera, è un cornerstone, si dice in inglese, un punto chiave in cui la vita di una persona può cambiare completamente. E improvvisamente una persona che era sempre stata sana, da quel momento in poi è un cardiopatico. Molte di queste persone hanno dei veri e propri crolli psicologici, fanno fatica a ritornare nella vita di relazione da tutti i punti di vista, e nella vita lavorativa, e come dicevo prima la riabilitazione, il compito fondamentale è reinserire le persone al massimo della propria efficienza nel proprio contesto familiare, lavorativo, eccetera. E gli psicologi svolgono un lavoro straordinario e centrale. Poi non dimentichiamo i nutrizionisti, i dietisti, abbiamo anche i dietisti in staff, perché molti pazienti o hanno proprio bisogno di supporto nutrizionale perché sono defedati, perché non si alimentano, eccetera, o al contrario vanno educati a un'alimentazione più equilibrata, ridurre l'obesità, eccetera. Poi ci sono i logopedisti, per esempio. Questi sono dei tecnici molto specifici, che sono molti, purtroppo una complicanza non rarissima dopo gli interventi cardiochirurgici. I pazienti restano intubati, possono sviluppare delle difficoltà, per esempio la deglutizione o la fonazione, sono disturbi molto importanti che possono impattare molto nella vita futura, e quindi una diagnosi tempestiva e un trattamento specifico con questa figura che è il logopedista è fondamentale. E poi vabbè, dopo ci sono tutto il personale, gli OS, tutto il personale di supporto, che però fanno parte di una grande famiglia, e il paziente poi spesso passa molto più tempo magari con l'OS che con il medico, e alla fine un OS educato, gentile, empatico riesce a ottenere molto di più nel risultato complessivo magari del medico che ha fatto la diagnosi, però è magari un po' più assente perché ha altri compiti da svolgere. Per cui a me piace pensare che il paziente è al centro di tutto, e tutti danno il proprio contributo, almeno una decina, forse mi dimentico qualcuno, tutti gli altri vari specialisti di persone gli danno un contributo, e tutti concorrono a riportare il paziente a una fase di benessere e di riavvicinarsi il prima possibile a un reinserimento nella società a pieno regime, a pieno titolo. Ecco, l'obiettivo appunto è quello che il paziente torni ad avere un buono stato di salute dal punto di vista psicofisico. Come sta alla fine del percorso il paziente, e cosa deve fare, insomma, quando
torna a casa dopo un ricovero o comunque dopo un percorso di day hospital dedicato proprio alla riabilitazione cardiologica? Ma è una cosa, mi dà modo di rispondere anche portando un'esperienza anche personale e anche facendo una riflessione un po' su come è diventata la medicina. Io non sono vecchissimo, ma ho qualche anno e voglio dire, quando ho iniziato io a lavorare, l'infarto miocardico stava ricoverato 15 giorni, adesso sta ricoverato 3 giorni in ospedale. E il medico, e quindi io ho lavorato tanti anni nella cardiologia dell'acuto, e riuscivi a fare il medico perché comunque gestivi un paziente anche acuto, ma lo gestivi per 15 giorni, quindi a parte che riuscivi ad avere anche un rapporto umano, a conoscerlo, e riuscivi anche a gestire tutta una serie di problemi. Adesso i miei colleghi che io ho lasciato come modalità lavorativa, che lavorano nell'ospedale per acuto, si trovano in un turnover frenetico per cui non riescono neanche a vedere, vedono il paziente, gli mettono uno stent, poi il giorno dopo c'è un altro medico di turno, il giorno dopo ancora è già stato dimesso quel paziente. E noi invece abbiamo la fortuna nel setting riabilitativo di fare i medici a 360 gradi, noi vediamo il paziente, lo possiamo seguire 15-20 giorni, arriva che è distrutto, depresso, dolente, preoccupato e va a casa che è molto spesso, che è contento, è affezionato a noi, che sta meglio, eccetera. Per cui voglio dire, i tempi che per forza di cose il setting riabilitativo ci consente anche di affrontare il percorso medico in una maniera più virtuosa, voglio dire, anche di maggior soddisfazione professionale, devo dire. Per cui io mi considero un privilegiato a poter lavorare in questo contesto che ci consente di fare una medicina che non è solo aggiustare tecnicamente un problema iperacuto, come purtroppo oggi necessariamente l'organizzazione moderna e le risorse attuali sono, no, anche per fortuna, perché chiaramente così si riducono i tempi di ricovero, i costi, eccetera. Però parlo dal mio versante di professionista medico, è un contesto per cui il paziente va a casa e abbiamo avuto modo, anche mi ricollego più alla domanda, di educarlo in questo periodo, gli abbiamo insegnato tante cose, facciamo per esempio delle lezioni di educazione sanitaria nel percorso, c'è come una specie di orologio a giorni fissi, lunedì c'è una lezione, il martedì un'altra, e praticamente i pazienti seguono lezioni sulla terapia, sulla disassuefazione al fumo, sulle abitudini alimentari, sull'esercizio fisico, sui comportamenti da tenere e da non tenere, e quindi ci preoccupiamo proprio del paziente anche da un punto di vista proprio di educazione sanitaria, proprio per dargli tutti gli strumenti per ridurre al massimo il rischio che poi possa ammalarsi di nuovo. Certo. Ecco. Professor Pauletto, il 2024 è un anno importantissimo per Oras perché insomma, festeggia i suoi primi 20 anni di attività, no? Attività di riabilitazione, ma sono anche tantissimi progetti di ricerca che Oras porta avanti, è così? Sì, certamente in questo ventennio, diciamo che all'inizio del ventennio, con molti tentennamenti, come accennava prima il dottor Antonini Canterin, si era partiti con un ospedale riabilitativo, diciamo la verità, anche perché si trattava di chiudere un ospedale altrimenti. E ci fu questa idea brillante ad opera di vari personaggi dell'epoca, cito il dottor Stellini, che era il direttore generale dell'epoca, e i suoi collaboratori, e si pensò che alla fine, mancando un'area riabilitativa all'interno dell'ULSS, ma in realtà mancava all'interno del Veneto, sarebbe stato conveniente forse provare a trasformarlo in riabilitazione. E la cardiologia fin dall'inizio fu uno dei cavalli di battaglia. L'ospedale quindi è cresciuto simultaneamente poggiando su più pilastri, diciamo. La pneumologia ancora non veniva fatta all'inizio, si è aggiunta dopo, ma con molta efficacia e molto profitto per i pazienti, e l'ospedale quindi è andato crescendo, assumendo quel connotato tipico che dicevo prima. In Italia
si può ritrovare solo in altre 3 strutture in tutta Italia. Fa parte della mission dell'ospedale, sta scritto proprio a livello statutario, di portare avanti attività di ricerca. Qui abbiamo il dottor Antonini Canterin, mi fa molto piacere dire che lui è molto attivo con molti lavori pubblicati sulle riviste internazionali importanti, ma anche negli altri settori noi siamo molto attivi e abbiamo anche recentemente concluso un progetto europeo di cui noi eravamo capofila. E non è semplice avere un progetto europeo come capofila se non sei un IRCS o se non sei un'istituzione universitaria. Noi ci siamo riusciti con 4 partner stranieri e abbiamo concluso con successo questo progetto europeo che verte sulla gestione, sulla riabilitazione anche post-ricovero del paziente mieloleso, individuando delle modalità condivise, che dovrebbero essere condivise a livello europeo, di gestione di questi pazienti anche in fase domiciliare. Quindi mi ricollego un po' a quello che si diceva prima, la mission dell'ospedale non è solo quella di riportare al massimo possibile in quel momento il paziente, ma anche di seguirlo poi nei progressi che si spera faccia a casa. E di dargli gli strumenti per stare meglio e progredire. Nel reinserimento sociale i pazienti, ad esempio, che erano sportivi prima dell'evento, in particolare i pazienti con lesioni del sistema nervoso centrale, noi cerchiamo di reinserirli perfino nell'attività sportiva che facevano prima. Tutti sanno che esistono le specialità paraolimpiche e noi anche in questo abbiamo sviluppato numerosi progetti che sono anche di ricerca. Ad esempio abbiamo messo in barca a vela pazienti tetraplegici, cosa che non aveva mai fatto nessuno al mondo, raccogliendo dati scientifici sulla reazione del loro organismo al movimento della barca, del moto ondoso. I pazienti tetraplegici sono quelli che hanno perso, oltre che all'uso delle gambe, anche quello delle braccia, delle mani, e quindi guidavano la barca a vela con un apparecchio apposito che poggiava sul volto o addirittura soffiando dentro un apparecchio speciale. Quindi questi non erano mai stati in una barca a vela in vita loro e non erano neanche avvezzi a portare una barca a vela e siamo riusciti a portare avanti questo progetto. Poi ci sono altri progetti che comprendono non una minoranza di pazienti ma numeri più grandi e ripeto, questo è un compito istituzionale che noi abbiamo e la ricerca fa progredire la clinica notoriamente e quindi fa migliorare il livello delle prestazioni a 360 gradi. È un impegno però ed è un costo e quindi bisogna saper affrontare anche il fatto che porta via tempo all'attività clinica usuale e quindi bisogna ritagliare degli spazi particolari che non è semplice e bisogna trovare i quattrini per portare avanti certo, ma queste è iniziative. importante farlo. Tra i vari Certo. progetti c'è anche quello di un master, dottor Antonini Canterin, in cardiologia riabilitativa, sì, insieme all'Università di Padova. Sì, diciamo che un master in riabilitazione neuromotoria è già attivo, diciamo, è già acquisito ed è in fase di partenza e di questo se ne occuperà il primario della medicina fisica riabilitativa, il dottor Umberto Serrelbazo, e quello è già più avanti come progetto, però ci siamo un po' ingolositi con il professor Pauletto, abbiamo parlato con l'Università di Padova, con i docenti della cardiologia ed è in fase avanzata di studio e di preparazione anche un master di cardiologia riabilitativa, sempre coordinato all'Università di Padova, perché il master naturalmente per la sua natura è uno strumento didattico
di pertinenza universitaria, però abbiamo l'orgoglio di essere partner dell'Università di Padova per la cardiologia riabilitativa, perché questo aspetto anche loro stessi ci riconoscono come il partner giusto per poter dare questo know-how. Riceviamo anche i loro pazienti trapiantati o anche i pazienti trapiantati dell'Università di Padova, eccetera, però questo potrà essere, speriamo di metterlo in piedi nei prossimi mesi, e potrebbe essere un ottimo modo per tanto per portare anche medici giovani a Oras, per loro naturalmente per apprendere e approfondire le loro abilità, ma sicuramente daranno anche un contributo poi utile nel lavoro, perché più gente abbiamo che ci lavora, è meglio è. No, questo è un progetto in embrione, ormai ci siamo sbilanciati in pubblico, dobbiamo assolutamente sentire il professore Iliceto, che dirige la scuola di specialità di cardiologia di Padova, e con i suoi collaboratori portarlo a termine. Ormai ci siamo sbilanciati. Esatto. Quello che abbiamo acquisito e che siamo riusciti a partire è il master riabilitativo per le persone che soffrono una mielolesione. Non ce ne sono in Italia, come mi risulta ce ne siano neanche in cardiologia, e questo master partirà col prossimo anno accademico, quindi dal prossimo 1° ottobre, e è fatto in partnership con l'Università di Padova, ma poi anche con altre 3 università che sono Bologna, Milano e Padova, appunto, e 3 centri di riabilitazione neurologica di primaria importanza, oltre a Oras, che è il primo, che è diciamo così, il nucleo staminale da cui è nata l'idea. C'è Montecatone in Emilia-Romagna e il Niguarda di Milano, e quindi 3 grandi realtà universitarie e ospedaliere nell'ambito della riabilitazione neurologica, che si sono messe insieme, e il master è stato ormai approvato, e quindi partirà ufficialmente nel mese di aprile, e poi inizierà le lezioni in ottobre. Ma il dottor Umberto Serrelbaso, che è uno degli autori reali del master, ve ne parlerà con maggior competenza. E se non sbaglio sarà ospite di un prossimo approfondimento. Un'ultima cosa, insomma, nel suo doppio ruolo, dottor Antonini Canterin, di presidente della Società Italiana di Ecocardiografia, all'Oras c'è spazio anche per fare didattica, no? E quindi il portare specialisti, portare studenti per insegnare quello che si fa. Sì, io ho avuto l'onore e il privilegio di essere presidente della Società Italiana di Ecocardiografia, diciamo, per un quinquennio, e adesso sto per cedere il mandato. È stata un'esperienza molto importante, naturalmente questo mi ha dato la possibilità, naturalmente il mondo dell'ecocardiografia, che è una delle branche fondamentali della cardiologia diagnostica, ci ha permesso di avere molte persone che ci chiedono di venire ad apprendere queste tecniche in Oras, e sono quotidiane le richieste che abbiamo di medici giovani e meno giovani, non solo cardiologi ma anche di altre specialità che si stanno avvicinando a questa diagnostica, che accedono ai nostri laboratori per abbiamo messo in piedi una sorta di Eco Academy. Chiaramente noi non siamo università, usiamo questo termine così in maniera un pochino, non faremo arrabbiare i professori universitari come il professor Pauletto, che utilizziamo termini para-accademici, però abbiamo l'orgoglio che tante persone ci scelgono proprio come tutor e come centro di riferimento per poter apprendere questo tipo di diagnostica. E questo fa capire, insomma, anche il prestigio della struttura. Siamo in chiusura. Io ringrazio il professor Paolo Pauletto, presidente del Consiglio di amministrazione di Oras. Grazie professore. Grazie al dottor Francesco Antonini Canterin, direttore dell'area cardiopolmonare e internistica di Oras. Grazie davvero di averci spiegato questo aspetto importantissimo, e nelle seguenti puntate, insomma, avremo modo di approfondire le altre riabilitazioni che si fanno in questa davvero struttura importantissima del territorio. Grazie a voi di averci seguito, grazie ad Alessandro Granziera e Renato Capoia in regia, arrivederci.